Soffia Chico, il tuttofare del comune di Asolo sul cucco di terracotta. E il suono del cuculo riporta ad un appuntamento con la storia ma anche la fanciullezza di molti asolani. Perché il 5 maggio per la città dei Cento Orizzonti è una duplice data importante, il giorno di San Gottardo e quello della morte di Napoleone. Due storie che si intersecano proprio sui cucchi. I cookie fanno parte della nostra tradizione, sono un oggetto che conosciamo da sempre e per esempio, vi faccio un esempio, io il mio primo ricordo è da bambina perché il primo cucco me l'ha regalato la mia nonna appunto alla festa di San Gottardo. E qui, tra i cipressi secolari della chiesa, a lui dedicata, generazioni di bambini aspettavano maggio per farsi comprare cookie, ma anche dolci e altri giocattoli, sapendo che a San Gottardo iniziano le giornate estive e soprattutto da lì a poco sarebbe finita la scuola. Ma c'erano cookie e cookie, da quelli più semplici a forma di cuculò a quello che è diventato uno dei simboli di Asolo, e qui c'entra Napoleone. Nel 1796 Napoleone e le truppe napoleoniche arrivano nella nostra zona e prendono anche possesso di Asolo. Gli asolani accettano più o meno di buon grado l'arrivo di Napoleone, ma iniziano a prenderli in giro, quindi si ribellano, diciamo, attraverso l'ironia e iniziano a rappresentare i gendarmi francesi a cavallo del galletto. Francesi dunque, anche se molti in sella al galletto vedono invece uno dei carabinieri di Pinocchio, immagine del potere vessatorio dello Stato. Sarà per questo che anche da adulti gli asolani continuano a comprarli, ma soprattutto a soffiarci dentro per fargli fare il verso del cuculo. Insomma, anche gli asolani hanno il loro modo di esprimere l'ironia. Tanto, sotto diverse forme, sì. Diciamo che è lo strumento prediletto dagli asolani, l'ironia.